Settimana conclusiva, premio Super Gill, sono 9 cavalli di 4 anni al via, vincitori di 10.000 euro in carriera. 1 di Navald, Salvatore Valentino, 2 Dolce Nera Bar, Marco Stefani, 3 Diva Spritz, Gianvito Ambroso, 4 Dubai Pax, Luigi Cuozzo, 5 Divine Matley, Battista Congio, 6 Dobardaghi, Giorgio Cassani, in seconda fila 7 Dinox, Gennaro Amitrano, 8 Dr. Frank, Very Nice, Antonio Rinardo, 9 Daisy Vic, Francesco Trollese. Macchina che prende velocità. Partiti con Divine Matley che cerca di andare al comando nei confronti di Dina Vald, che rientra però lungo lo steccato. Dina Vald al comando su Divine Matley che cerca di sistemarsi seconda avanti a Dolce Nera Bar e ci riesce, mentre c'è la rottura di Dobardaghi. Primi 200 metri se ne vanno in 14,4 con in vantaggio Dina Vald che rallenta ora il ritmo, avanza all'esterno Dubai Pax che va a chiedere strada a Dina Vald, la quale per il momento resta davanti, 400 metri in 29,6. Insiste Dubai Pax all'attacco di Dina Vald, mette qualcosa avanti all'avversario, alla fine tende a passare con spesa di 500 metri abbondanti. Di fuori è andato Dr. Frank Very Nice che si porta in scia Dinox al passaggio davanti alle tribune. Guida sempre Dubai Pax nei confronti di Dr. Frank Very Nice che avanza all'esterno lungo la corda di Navald, seconda pariglia per Dinox, 1 minuto per i primi 800 metri di corsa con il battistrada che prova a darsela a gambe. Nella sua scia c'è sempre Dina Vald al largo, Dr. Frank Very Nice in pariglia Dinox. Il chilometro se ne va in 1,15,1 con Dubai Pax sollecitato per mantenersi in evidenza. Dr. Frank Very Nice che continua la sua avanzata al largo trascinandosi Dinox. Cala invece Dina Vald lungo lo steccato, prova ad ingambarsi dalla coda del gruppo Diva Spritz. La retta opposta alle tribune passata in 14,5 con Dubai Pax che prova a vendere cara la pelle nei confronti di Dr. Frank Very Nice. Gli rientra a metà dell'ultima curva, scatta in terza corsia Dinox che ha atteso fino adesso le mosse degli avversari e ora passa all'offensiva. La piegata passata in 15,5, Dubai in vantaggio, Dinox che attacca al largo, passa Dinox che nel finale vince facile nei confronti di Dubai Pax. Al terzo posto finisce Dr. Frank Very Nice avanti a Diva Spritz. 32 a chiudere, 1,15,1 ragguaglio cronometrico, la vittoria di Dinox. Gennaro Amitrano che allena e guida per i colori del signor Mimmo Gagliano, la vittoria in chiusura del giocatissimo Dinox che usufruisce di schema perfetto per passare nel finale nei confronti di un coraggioso Dubai Pax che ha corso molto bene perché ha dovuto spendere per passare, ha subito gli attacchi di Dr. Frank Very Nice, alla fine è ancora secondo, Dr. Frank è terzo, la vittoria però è di Dinox. Gennaro Amitrano.